No, I'm not a writer. Cavolazzi, che peccato, ora si è già alzato il legno qua dell'armadio perché sei sotto la stufa, vedi? Anche questa parte qua, e purtroppo, cavolo vuoi farci? Col caldo il legno si piega, no? Perché queste, c'era della carta color legno, io avevo tolto, avevo messo legno dappertutto, vedi, ho fatto anche il bagno quella volta. E tutte le mensolette alte, vedi, tutte le mensolette sono state rifatte, tutte belle in legno, perché sennò si accartocciava sempre, mentre così resta perfetto ed ha anche quell'effetto tricolore che magari in video non lo so se rende, ma nella realtà va che è bello, eh? Oggi è nuvole, carica massimo a 1.1 ampere. E io vabbè, nulla di urgente, ho ricaricato la GoPro, vabbè, le due batterie della fotocamera qui sopra, che tanto va bene, avevo tante altre, ma vabbè, sempre bello aver tutto carico. La batteria del drone che abbiamo fatto il giretto prima e il coso, il telecomando del drone, il Surface, il telefonino. L'unica cosa che è un po' un peccato è la batteria del drone, il telecomando devo ricaricarle col 220. Cosa significa? Devo accendere l'inverter e quindi i consumi sono ben più alti e purtroppo è così. Per il Surface vedi ho trovato questo bellissimo alimentatore, è questo qui che praticamente lo attacchi alla presa accendisigari, in più ti dà anche un USB fantastico, gira 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 e tac ti si attacca al Surface, no? Cavolo figata. Ah, vedi qui sotto alla cucina ho cambiato le cernierette perché si erano tutte arrugginite e rotte. Adesso dovrò dargli una pulita e stavo pensando, non lo so, questo coso qua di riverniciarlo, mettere gli adesivi, perché è vero che ci va questo sopra, però ogni tanto si alza e si vede, non so, non è che non mi piace, però se sono quelle piccole cose che se puoi fare qualcosa viene più carino, tipo qua quando avevo fatto il bordino così è venuta una figata, no? Cioè tu alzi e tac, guarda che figata, c'è il lavandino con tutti gli adesivi lì, è bellissimo, no? E quella schifezza verde non è Slimer ma è il coso qua sopra, no? Il detersivo che gli cade giù. Ah, ecco, poi mi sono fermato da dei China in zona, no? E ho comprato queste due cazzatine da fare nel camper. Allora, tre di questi profili gommosi sono bassi e non sono tanto spessi, sono tipo 2 mm e qualcosa, e con quelli, vedi, sto togliendo tutto il silicone che avevo messo e voglio fare tutti i bordini a mo' di battiscopa, no? Quindi marrone sul marrone, tipo quello, dovrebbe starci molto bene, insomma. Poi ho preso questo tappettino antiscivolo con i cosi gommosi qua da mettere nel gradino del camper, che al momento c'è un tappettino verde osceno, devo toglierlo e gli metto questo. Volevo prenderlo blu, no? Che faceva pandan con il paraurti, però ho detto, ma siccome io ho ancora sta fissa qua degli school bus, un giorno secondo me credo che rifarò il camper tutto giallo e nero con lo stile school bus americano, no? Quindi piuttosto ci sta meglio questo qui marrone, che poi quando entri vedi tutta l'ambientazione marrone, secondo me ci sta. E infine, ecco qua, finalmente l'ho trovata a un prezzo decente, 10 metri di corda da mettere tutto lì attorno al frigo, vedi? Tutta la parte attorno al frigo. Poi toglierò la scritta Yuri's Cocktail Bar fatta con la Dimo e la rifarò un po' più sopra, quindi non ci sarà più tutto sto bordino, ci sarà tutta la corda, che secondo me ci sta molto molto bene. Dopo, siccome sono 10 metri, tutto quello che avanza lo metto all'interno degli armadi, no? Buono gli interni degli armadi. E io lì vedo un CP nel posto di guida, una EMI che guarda se c'è il BAU, che controlla tutto, se c'è il BAU o il gatto, controlla sempre te. E mettiamo tutto nel famoso gavone misto tecnologia, misto cose da fare. Quindi con qualche ora di anticipo per il compleanno, dove abitiamo oggi, bam, in un giardino, buono in un giardino, sì sì. Amy, andiamo?
qui vicino abbiamo i mulini di Boldara che sono molto belli da visitare. Io li avevo già visitati, perdonami, non ho voglia di rivisitarli, li rivisiterò così ti faccio il video. Magari anche chiudiamo la porta che entra il caldo, esce il caldo, non so. Stiracchioni del CP. Invece di fare la CP dance che dopo mi sporchi tutto il camper, perché non vai a farti una corsa? Scemo, cane scemo, chi è stato? Chi è stato? Io no. Dai, corri. Oh là. Andiamo a prenderle la chiappa. Prendiamo la chiappa. Diciamo la chiappa. Il CP dai 1000 VC. Uccio Garia. Uccio, mata, mata, Uccio Garia. Aiuto. Disgraziata. Dai. Cioè, e lei adesso tutta smerdata vorrebbe anche entrare dentro in camper. E adesso spazzola, ci spazzoliamo. Non ho capito.